Lo spettacolo di questa sera, che presenterai questa sera. Allora, una combinata particolare, perché è un lavoro nato in collaborazione con Yasmin Goder. E come mai hai scelto di collaborare con un'altra artista e perché hai scelto proprio lei? Beh, è un'opportunità che mi è stata data dal premio che ho vinto come migliore interprete nel Equilibrio 2013, e quindi questo premio mi permetteva di scegliere una coreografa in totale libertà. Poi loro mi hanno dato una mano a mettermi in contatto con lei, anche se in realtà la conoscevo già da prima perché avevo seguito dei suoi laboratori, e quindi comunque era la mia prima scelta, era Yasmin Goder. C'era un motivo particolare perché hai sì, pensato subito a lei? Perché anche come spettatrice c'è il suo modo di comunicare, di creare le coreografie, di raggiungere questa espressività radicale. Mi è sempre colpito, affascinato tantissimo. E anche questo non movimento codificato. Sembra naturale, però è tutto scritto, quindi è molto preciso. E quindi anche questo contrasto su un'estrema precisione, però questo movimento così naturale, come se non ci fosse un altro modo diverso da quello che muovere. E com'è andato questa collaborazione? Beh, è stata un'esperienza bellissima. Io ho imparato una partitura che già esisteva, quindi ho imparato l'assolo di Dalia Chomsky, e questo assolo si collocava all'interno di una coreografia di gruppo. Quindi prima ho lavorato con lei, ho imparato proprio tutti i movimenti, la coreografia. Poi c'è stata una seconda fase in cui ho lavorato con Yasmin, andando a lavorare sulle intenzioni, sul mio processo anche di apprendimento di questi materiali, quindi che cosa significava per me danzare questo materiale coreografico, e per renderlo quindi più personale. E quindi c'è stata anche una parte di improvvisazione, quindi ci sono delle parti che sono anche mie, che comunque nascono da quel lavoro. Yasmin lavora tantissimo sulle ragioni per cui tu ti stai muovendo e su questa relazione molto forte che c'è con il pubblico anche in questo lavoro. E tu quali ragioni hai trovato? Quali ragioni ho trovato? Beh, ce ne sono così tante e anche contraddittorie. Che comunque hai tirato fuori poi in questo lavoro, magari ce ne sono tante, ma magari in queste hai scelto. Beh, c'è come un tentativo di esternare la parte istintiva e animale, e allo stesso tempo c'è un desiderio di nascondere quello che magari potrebbe metterti in pericolo. Allo stesso tempo c'è una spinta continua a creare situazioni di eccitamento. C'è anche un atteggiamento divertito e ludico, c'è un chiedere al pubblico come scuotere l'identità, quindi mostrare mille facce. Per ora sono questo, solo per ora, perché dopo potrei essere esattamente il contrario. Infatti nella presentazione si parla appunto di spinta animale ma anche di stereotipo femminile. Come si collegano queste due cose? Queste due tematiche? O c'è un collegamento effettivo nello spettacolo o no? Compaiono queste due sfumature, quindi questo corpo che diventa corpo animale, a volte assumendo proprio delle azioni mimiche di alcuni animali, perché per esempio Dalia ha fatto riferimento ad un animale specifico, studiandone i movimenti e mettendoli in danza. E accanto a questo ci sono dei momenti in cui esce la donna
e sono visibili, cioè nelle posizioni anche. Sì, questi due aspetti, non solo questi due, più gli altri. Nella presentazione poi c'era una bella domanda che vorrei rigirarti, perché nei tuoi spettacoli sei sempre molto fluidica, no? Lavori tanto nella quasi trasformazione del corpo, sembra che voglia assumere una forma mai ancora conosciuta. E questo proprio questo lavoro sul corpo è, appunto, se la leggo la domanda proprio come è riportata, è una semplice indagine fisica o è qualcosa che mira a creare un particolare effetto sul pubblico? Questa è una risposta che credo debba dare il pubblico. C'è una domanda aperta. Per me da dentro e aspetta la risposta del pubblico. Va bene. Qual è il tuo rapporto allora con il pubblico? In questo lavoro? Ah, è un rapporto nuovo. E come si differenzia allora dai precedenti? Perché c'è proprio un dialogo, un rapporto diretto, c'è il pubblico, lo guardo, e mi espongo totalmente come se mi mostrassi nuda, anche se sono vestita. Però chiedo anche delle cose al pubblico, provoco anche in alcuni momenti. Vuoi questo? Eccolo! Quindi sì, un rapporto completamente nuovo che mi interessa molto anche. E cosa ti piacerebbe che il pubblico si portasse poi a casa? Non so, o comunque che impressione, che cosa gli arrivasse in particolare da questo lavoro? C'è qualcosa che vorresti passasse o qualcosa che appunto di cui si dovrebbe stupire o ti piacerebbe si stupisse il pubblico? O aprisse delle curiosità Ma che avesse delle domande comunque. Ok, ti chiedo un po' l'ultima domanda. A quale aspetto del tuo essere donna e danzatrice non riusciresti mai a rinunciare? Che domanda difficile. Quale aspetto del mio essere donna e danzatrice? O danzatrice, puoi scegliere tu. Il mio corpo, cioè io ho bisogno di usarlo proprio. Ma cosa sto rispondendo? Quello che a volte mi manca, ma anche come spettatrice, quindi è quello che sto cercando adesso, in questa fase, è proprio l'utilizzo del corpo al massimo. E Yasmin mi piace tanto perché lo fa e include tutto, cioè non è che si muove soltanto, però attraversa 1000 stati emotivi e quindi questo attraversamento di paesaggi emotivi genera un bombardamento di movimenti che però hanno un'origine chiara, quindi c'è sempre una necessità, quindi tutto questo.